Siamo in compagnia di Nicola Aretis, che è il tecnico dell'Hockey Tiene dopo il 5-5 contro la BDL Minimotor Correggio. Soddisfatto della prestazione dei suoi oppure rammaricato per un punto conquistato che poteva essere 3 invece? No, io sono contentissimo perché arriviamo da un periodo dove siamo un po' scarichi, abbiamo giocato una brutta partita martedì contro il Seregno che ha meritato la vittoria, quindi mi aspettavo il riscatto, mi aspettavo un Tiene più compatto, più unito, che giocasse da vera squadra. E questo è quello che ho visto un grande spettacolo, ho visto un grandissimo Correggio e l'unica cosa sì, andiamo un po' in difficoltà quando andiamo in vantaggio, pensiamo già di averla chiusa e facciamo degli errori madornali. Però vabbè, serve, il campionato è lungo, dobbiamo migliorarci su tanti aspetti, abbiamo probabilmente anche la testa ancora un po' sulla Coppa Italia perché era uno degli obiettivi, non è sicuramente una scusa, però adesso dobbiamo cominciare a lavorare nuovamente con grinta e volontà perché possiamo far bene con chiunque e quindi adesso dobbiamo resettare solo il cervello e ricominciare da dove siamo partiti. Diciamo che ci voleva questa prestazione per farvi tornare sui livelli che abbiamo visto del Tiene in Coppa Italia. Analizzando questa partita in più di un'occasione, nell'analizzarla durante la telecronaca, abbiamo visto che ci sono stati diversi momenti in cui tutte e due le squadre hanno dimostrato secondo noi di essere delle grandi squadre. Dico secondo noi riferendomi a me e a Nicola Maragnini che abbiamo fatto il commento della gara, perché un Tiene che va sotto nel punteggio, che va in vantaggio, va sotto nel punteggio e poi applica questo tipo di rimonta e questo tipo di cambio mentale e poi rimonta nel secondo tempo, dimostra di essere una grande squadra. Subisce il 4-4, subito il gol del 5-4, questo non è un segnale casuale. Ma io, tornando anche un po' a quello che è stato lo scorso anno, abbiamo sofferto tanto i vantaggi iniziali, rilassandoci molto e andando più di qualche volta in svantaggio, a volte anche di 3 gol. Faccio un esempio: a Novara l'anno scorso eravamo in svantaggio 3-0 dopo 7 minuti e siamo andati in vantaggio 4-3 dopo poco. Su questo sono molto bravi e sono contento. Poi bisognerebbe cominciare a gestire un po' meglio la palla quando siamo in vantaggio, quando gli avversari vengono in pressione. Generalmente lavoriamo anche su quello, riusciamo ad uscirne in maniera egregia, ma Correggio sapevamo che era una squadra veramente forte, determinata e che non era facile, quindi anche sul doppio vantaggio forse ci siamo seduti un po' e il Correggio ne ha approfittato, è stato bravissimo, quindi un pareggio bellissimo. Avevo detto che secondo me ci sarebbe stato un grande spettacolo e penso che ci sia stato. Su questo assolutamente concordiamo. Pensieri per il nuovo anno in casa Hockey Tiene per Nicola Aretis? Ma intanto pensieri, ce ne sono tanti, vedo di lavorare sempre un po' alla volta. Ovviamente l'obiettivo è quello di andare ad affrontare la semifinale di Coppa nel miglior dei modi, posizionandoci più avanti in classifica nel girone di andata, e per poter giocare in casa, perché credo che andare a giocare a Modena non sia facile, quindi dobbiamo lavorare tanto, quindi il pensiero è sicuramente anche la Coppa Italia e a far bene per cercare di raggiungere il miglior posto in classifica anche in campionato. Grazie Nicola Aretis dell'Hockey Tiene, in bocca al lupo e tanti auguri di buon Natale. Grazie anche a voi, grazie.